Grazie a Fabio che sempre amabilmente mi accoglie. D'altronde io sono Alice nel Paese delle Meraviglie, ormai l'ha coniata lui la frase, no? Beh, non ti lamentare che chi si alternava con te adesso sta Al CSM. a CSM, quindi devo dire, avevo scelto bene, dai, via. Perché per 2 anni ho avuto il piacere di averlo ospite tutte le settimane come avvocato, l'altro avvocato era Gian Antonio Zanettini, oggi membro del CSM. Sì, grazie a tutti voi, grazie a quelli che sono nell'altra sala, grazie alle centinaia, se non qualche migliaio di persone che sono collegate in streaming stasera, quindi una lode a chi ha organizzato e quindi agli amici di 5 Stelle e di Indipendenza Veneta che hanno voluto questa serata. Facciamo un applauso a tutti. Non lo dico per convenevolo, ma stasera io veramente sarò breve perché avete 2 pezzi da 90 a disposizione per interrogarli e sono il professor Trabucco e il professor Favaro che avete sentito prima hanno fatto solo qualche appunto sulle molte cose che ci possono dire. Troppo importante per rubare spazio a 2 figure così qualificate che io tra l'altro ho avuto il piacere con le quali mi sono trovato a interloquire anche in dibattiti televisivi che poi hanno fatto storia nelle visualizzazioni, perché quello del Canale Italia credo che abbia superato molte migliaia di visualizzazioni. È molto interessante il tema, non è facile da trattare in una sede come questa, però bisogna pure avere il coraggio che se vogliamo esercitare quello che è il titolo anche della serata, ovvero il diritto di voto, si abbia come cittadini la voglia, prima di tutto, la responsabilità, poi l'impegno costantemente di impegnarci a conoscere come si può esercitare il diritto di voto, che è il tema di questa sera. È il tema che ci ha visto uniti. Io mi sono incontrato con Jacopo Berti, amabilmente è venuto a trovarmi, è un ragazzo splendido come avete visto, la signora giustamente mi ha fatto invidia, ha detto sei bello e bravo, no, sono un po' invidioso. Ma soprattutto, no, soprattutto ha quella umanità che evidentemente con la quale noi siamo convinti di poter costruire qualcosa insieme, anche se con obiettività dobbiamo dire che partiamo da posizioni decisamente diverse, ma sul diritto di voto siamo d'accordo e sul resto verrà poi lui col tempo, maturerà e si ricorderà di questo passaggio che molti invece tardano ancora a capire quanto sia importante. Dico subito per togliere ogni dubbio che abbiamo delle cose in comune ma non ci sono alleanze, loro corrono da soli, noi corriamo da soli, aperti a tutte le soluzioni che consentano a tutti noi, al popolo veneto, di poter esercitare il diritto di voto. Quindi spero con 3 parole di aver chiarito il quadro nel quale questa serata è stata concepita e quelli che possono essere gli sviluppi di una campagna elettorale che noi vogliamo vincere. Non siamo qui per fare testimonianza. Badate che sono un fatto di comunicazione, è un fatto di mezzi, perché come stasera siamo in tanti qui presenti o collegati, è altrettanto vero e ognuno di voi lo può constatare, chi si è avvicinato recentemente lo ha vissuto in prima persona, quando si avvicina correttamente, responsabilmente, in modo impegnato da cittadini, non da sudditi, il tema dell'autodeterminazione per dare al Veneto per via istituzionale l'indipendenza, non si abbandona più questa strada. È un fatto di libertà, è un fatto che mi ha fatto piacere sentir Berti dice io voglio risposte subito. Siamo d'accordo sulla frase, ma io chiedo a Jacopo risposte subito cercando quell'autonomia che quotidianamente viene smentita? Tu pensi seriamente, e lui è una persona seria, è una persona responsabile, amabile, avete visto, preparato, carico dell'animus giusto per fare una battaglia politica, ma tu pensi, Jacopo,
che con questa realtà istituzionale che abbiamo, con questa esperienza politica che ci contorna quotidianamente, da Roma ma anche da Venezia, che il malaffare di Roma si è impossessato anche di Venezia, e quello assieme possiamo sradicare, possa essere idoneo a dare a noi, parlavi di figli, a chi verrà dopo di noi un futuro? Io credo di no. L'autonomia, l'abbiamo sentito bene dalle parole di Michele all'inizio, è una realtà distinta e distante da quella che è l'indipendenza. L'ha detto anche il professor Trabucco, per la verità, nella sua introduzione, poi sviluppando argomenti sui quali io anche tecnicamente non sono d'accordo. Quando lui parlava, diceva che l'Italia deve rimanere una indivisibile, e però si può fare con l'Italia una indivisibile il federalismo. Lo ceriavo sottovoce al professor Favero. Mi è venuto in mente, mi riecheggiava, in un convegno del 1999 tenuto all'Ateneo Patavino, dove c'era Paladin, Mazzarolli e fior di costituzionalisti. Io ero ovviamente in prima fila, prenotato da un'ora prima, ad ascoltarli, a prendere appunti, a registrare. Mazzarolli intervenne e disse, Leopoldo Mazzarolli, trevigiano, docente a Padova, disse: ma di cosa parliamo? Si parlava di federalismo in un contesto istituzionale come quello italiano, dove l'Italia è una indivisibile. Come fai a parlare di federalismo? Devi mettere in dubbio quantomeno il concetto della indivisibilità. Il concetto della unità può anche appartenere a uno Stato federale, ma di necessità, Trabucco diceva, Mazzarolli, non è pensabile, non è possibile, non è giuridicamente sostenibile dire che il concetto di indivisibilità possa coniugarsi con il concetto federale. Inevitabilmente. Quindi ha detto, concludendo, per dare una, ed è quello che io ho riportato anche in un passaggio del mio modesto saggio sull'autodeterminazione, basta raccontarci bugie. Se volete uno Stato italiano federale, bisogna che facciate un patto, che ci sia un patto tra soggetti che sono portatori di sovranità e di indipendenza. Allora vai a creare il fedus, il patto, l'accordo tra soggetti che sono titolari di un potere che gli appartiene. Non è mai esistito, e qua abbiamo due professori, non è mai esistito al mondo un caso di uno Stato federale che nasce per disaggregazione di uno Stato centrale. Non c'è una sola esperienza. Non c'è una sola esperienza. E ancora qualcuno, dopo devolution, dopo autonomie, dopo statuti speciali, pensa di venire ad ammannire a noi la possibilità di parlare di federalismo. Impediamogli di dire ancora bugie, nel loro interesse e nel nostro interesse. Il federalismo è una parola i cui contenuti hanno un valore giuridico. Non si può parlare del fedus se non ci sono soggetti liberi, perché finché io sono in una gabbia non sono libero di autodeterminarmi. Quindi io debbo poter esprimere la mia piena titolarità di un diritto, metterlo assieme al diritto che altri vogliono come me condividere, e quindi fare eventualmente uno Stato federale. Quindi per fare un'Italia federale, se volete fare questo, dovete passare di necessità attraverso l'indipendenza. Poi sì, i veneti vorranno, una volta Stato libero e indipendente, fare una soluzione, trovare una soluzione federale con l'Italia. Dio non voglia che la storia possa anche arrivare. Non siamo noi a preconizzare le scelte del futuro. Non siate banali a dire di no a priori. Il futuro è di chi verrà dopo di noi. Se qualcuno dopo di noi riterrà opportuno, vantaggioso, democratico, liberamente di diventare uno Stato federale con l'Italia, potrà farlo, ma in uno Stato federale, come si entra liberamente, si deve poter uscire liberamente. Questo è il punto. Jacopo mi hai offerto altri assist bellissimi. Riprendiamoci quello che è nostro, ma dovresti essere indipendentista. È nostra l'indipendenza. 1100 anni di ordinamento variamente articolato nella sua estensione territoriale, ma un ordinamento sovrano, indipendente, una repubblica ammirata in tutto il mondo. Ancora oggi ci sono studiosi che scrivono costantemente testi, scrivono saggi
fanno approfondimenti su questa che è una realtà inspiegabile ancora. Solo civiltà hanno avuto durate millenarie e noi abbiamo avuto nella nostra terra, nei nostri avi, nel nostro Veneto, una repubblica indipendente e sovrana per oltre un millennio. Il diritto di voto. Attenzione, questo è un ragionamento che è molto, molto più interessante secondo me. Il diritto di voto, Jacopo, dice sì, no, lo diceva, chiedo scusa, lo diceva l'amico D'Inca. Sul diritto di voto siamo d'accordo. E dopo dice, vediamo quali altre soluzioni. E dopo? Io so che su questo tema già ho sentito diverse versioni, o quantomeno io le ho colte, così magari dopo Federico può intervenire e chiarirci il pensiero. Se siete d'accordo, amici del 5 Stelle, sul fatto che va difeso e va esercitato il diritto di voto, perché anche la Costituzione italiana all'articolo 21 prevede la libera manifestazione del pensiero, come illustrava bene anche il professor Favero prima. Una volta che è fatto il voto, che si è tenuto questo referendum sul quale anche voi siete d'accordo e sono convinto che siete onestamente e politicamente d'accordo, questo voto, come io vado dicendo da 20 anni, non è su una questione di ordinaria scelta politica come quella per esempio delle amministrazioni locali, delle parti estreme del Veneto che vogliono andare nelle regioni a statuto speciale, avete visto, no? Hanno esercitato il referendum, hanno espresso una scelta per andare nelle altre regioni. Conoscete un comune che sia andato in Trentino e in Friuli? Eppure i cittadini avevano votato con percentuali bulgare fino al 90 e oltre il 97%. Perché quello è un referendum che ha valenza intraordine, ma è lo Stato che decide a Roma. Il nostro, e qua poi vorrei due battute sia da Favero sia da Trabucco, non è un referendum concepito su quello schema, è un referendum in esercizio del diritto di autodeterminazione, sul quale c'è una quotidiana attenzione. Segnalavo prima chi l'ha visto qualche giorno fa sul Corriere della Sera, Sergio Romano ha scritto che le democrazie negli ultimi decenni oscillano nel difendere e schierarsi talora in favore del diritto all'integrità territoriale degli stati, tal'altra in favore del diritto di autodeterminazione dei popoli. In entrambi i casi scelte di democrazia. Guardate che è una cosa importantissima, stiamo vivendo la storia in diretta. Andatevelo a vedere, 3 giorni fa Corriere della Sera Sergio Romano. E non è conclusivo sull'argomento. Allora io dico, il voto al quale noi vogliamo portare i veneti, e li porteremo, statene certi che li porteremo perché siamo riusciti a far approvare a un consiglio regionale inetto una legge che nessuno voleva, quel referendum ha per oggetto un diritto precostituzionale e sovranazionale che, come anche l'UNESCO, l'abbiamo citato più volte, comunque la giurisprudenza, la dottrina dice una volta esercitato, ecco qua il punto che io faccio ad Incà, agli amici di 5 Stelle, una volta esercitato, riguardando un diritto fondamentale dei cittadini e dei popoli, e quando esercitato democraticamente e abbia raggiunto la maggioranza, cosa fate? Li bloccate? Allora, siccome non si può, perché il diritto sarebbe dalla parte ovviamente del popolo che avrebbe scelto, bisogna avere la chiarezza, il coraggio, la responsabilità politica di dire oggi il diritto di voto, domani se quel diritto viene esercitato in modo democratico, pacifico, per via istituzionale, come vogliamo e stiamo facendo noi, quel diritto, quella manifestazione di pensiero è vincolante per la comunità internazionale. Quindi anche molti di noi a volte quando parlano dei nostri dicono ma è consultivo. Attenzione, è consultivo nella parola finché si esercita, ma trattandosi, ripeto, di diritto fondamentale non negoziabile, non disponibile come quello alla vita e alla libertà, una volta esercitato abbiamo il diritto di difenderlo con ogni mezzo legittimo, sia chiaro.
È un atto di responsabilità questo che dobbiamo fare tutti insieme. Dobbiamo avere la serenità, perché questo Stato fallito e allo sbando ha paura della nostra visione, che è una visione di legalità interna, come sapete, per le ragioni che illustrerà magari nuovamente il professor Favaro e che magari sentiremo anche in contraddittorio col professor Trabucco, ma anche per la legittimità internazionale. Caro professor Trabucco, nell'alveo della Costituzione, lei l'ha detto 4-5 volte, l'ho anche segnate, poi ho lasciato perdere che la penna non scriveva più. Nell'alveo della Costituzione cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha scritto una regola prima di noi varrà per me, per chi viene dopo di me e per 100 generazioni ancora. Che cos'è l'alveo? Prima dell'alveo c'è la libertà, c'è il diritto democraticamente espressa, cercata, ovviamente, manifestata, ma la libertà c'è l'uomo, non la regola. L'alveo che cos'è? Un luogo di costrizione, il letto di Procusto, il luogo dove si deve soffrire. Fra 2000 anni avremo ancora l'alveo. Allora, badate, la mia preoccupazione è solo quella che non si debordi dal metodo pacifico. Poi questo Stato teme soltanto la nostra visione di legalità, perché loro ormai la disprezzano quotidianamente. Forse oggi si interrogava Michele Ainis, che è docente di diritto costituzionale a Roma 3, diceva, si interrogava sul silenzio del capo dello Stato. Io, finendo di leggere l'articolo, mi ho fatto una risatina, dico, caspita, non sa cosa dire. Cosa dici? È un grande perché effettivamente non c'è nulla da dire, un grande si fa tra virgolette, non fraintendetemi. Non c'ha nulla da dire. Questo è uno Stato che vive di illegalità a tutti i livelli e lui lo sa. Questa è la realtà nella quale ci muoviamo, per cui lo Stato teme, questo Stato fallito teme che noi ci muoviamo con una visione di legalità e di legittimità. Teme che noi ci muoviamo in modo democratico perché della democrazia ne hanno fatto l'uso estreme a piacimento. Teme che abbiamo un progetto e una visione. Teme che sia stata approvata una legge che, vi ricordate, quando la presentammo, a parte i sorrisi, l'ironia, i beffardi commenti, fu intimidito l'intero Consiglio regionale anche da degli esperti, autorevoli esperti, e non voglio citarli perché alcuno è anche tra i miei amici e rimane ugualmente amici perché poi diventerà un esperto di indipendenza, il quale dissero in coro, andateveli a vedere i giornali, andate in un'emeroteca, cercate i giornali o andate su internet, sui portali che tengono anche la stampa quotidiana, andarono a dire che la sola discussione del progetto di legge 342 e quindi l'approvazione, pensatevi, avrebbe aperto senz'altro la via all'applicazione dell'articolo 126 della Costituzione per lo scioglimento del Consiglio regionale. Io che sono andato in audizione e ho incontrato sia Zaia, sia Ruffato, sia la prima commissione, mi hanno detto ma hai valutato attentamente? Anzi, Ghetto pensa ben chi ne manda a casa. No. Allora, ma guardate che lo dicevano sul serio, perché tutti gli esperti dicevano che questo sarebbe stato un atto chiaramente idoneo a far aprire la procedura all'articolo 126 della Costituzione che prevede lo scioglimento. Ne scioglie, ha detto Ruffato. Ne scioglie. Allora, no, sono brave persone, però voglio dire, per portare avanti un progetto come questo bisogna avere anche, non dico coraggio, ma responsabilità, questa sì, bisogna avere visione, bisogna sapere che la democrazia e la libertà sono dei valori che se non li sai interpretare non li potrai mai esercitare, questo è il punto, bisogna saperli interpretare per esercitare. E allora, a chi ancora oggi si attarda a dire che non si può fare, che si rischia questo e si rischia quello, io vi segnalo, hanno sciolto, hanno dato avvio
Qualcuno ha alzato la voce o premuto il tasto di un microfono in Parlamento al governo per dire: in Veneto hanno approvato la legge, avviamo la procedura per lo scioglimento come avevano detto gli esperti? Nessuno, niente, silenzio, perché l'indipendenza è un fatto politico, non è un fatto di legalità strettamente intesa, è un fatto di legalità correttamente interpretata, correttamente vissuta, ma non solo, è un atto politico e di quello noi dobbiamo essere testimoni e difensori costantemente. Vi segnalo una cosa, siccome è un atto politico, e chiudo che poi apriamo il dibattito, Indipendenza Veneta a dicembre si era posta il problema, dopo aver difeso strenuamente fino all'ultimo minuto la legge 16, ma non abbiamo trovato, come diceva Michele, nessuno pronto a fare il suo dovere. La giunta regionale non ha fatto le delibere attuative, non ci sarà mica ancora qualche credulone che pensa che non si è fatto, non sono raccolte le somme perché la gente non ha versato. Io ho versato per esempio 1.000 euro, non credo che ci siano soltanto stati 100-200 persone che hanno... Ce n'è sicuramente molti di più. Io ho sentito gente, perché sono stato rimproverato da Luca Zaia in questo senso, dice, Morosini ha detto che i 14 milioni li tira su subito. Certo, ma tu devi dare la certezza ai cittadini, di far capire che tu ci credi, e per dimostrare che ci credi dovevi fare le delibere attuative della legge 16. E qua ha ragione Jacopo e quelli che sono attenti. Non si può pretendere che la gente dia un contributo se chi guida questo progetto, chi dice di voler guidare questo progetto, non ha fatto quello che la legge gli imponeva, di adottare le delibere attuative. Questo è un punto grave. Quindi noi abbiamo capito nel dibattito interno a dicembre che bisognava fare qualcosa di diverso. Siamo partiti con grande difficoltà perché il dibattito e la democrazia è una cosa difficile da esercitare, come dicevo. Quanti eravamo a dicembre quando abbiamo conosciuto? 40% a favore per correre, dico 60% in favore di presentarsi alle elezioni, 40% decisamente contrario, con argomenti fortissimi, credetemi. E sapete, vado brevemente, qual è stata la ragione di sintesi, quella che ci ha portato l'8 di febbraio a una scelta unanime, cui né io né Michele né il consiglio direttivo nessuno ci credeva? Il fatto di aver individuato una strategia chiarissima che non può non convincere, come ha convinto tutti i nostri associati, anche le persone, i cittadini che ci chiederanno cosa vogliamo fare. Non 10 punti, non 9, non 8, non 7, non 6, non 5, non 4, non 3, non 2, uno solo. Il progetto di far votare il diritto di voto, quello che è il tema di questa sera, non si può sbagliare, la gente non ti può equivocare. Cioè, voi cosa volete? Perché vi presentate alle regionali quando siete portatori solo di un'idea dell'indipendenza? È esatto. Siccome siamo portatori solo di questo progetto, non abbiamo un programma di governo, non ci interessano gli assessorati o gli impegni dell'ordinaria amministrazione, come diceva Berti prima, risposte subito. Per avere risposte subito bisogna fare l'indipendenza. E quindi un solo punto, che vuol dire far sostenere questo progetto, il nostro progetto di indipendenza, pur mischiato in una competizione che lo danneggia, perché non siamo fessi. Se si andasse al voto sul referendum indipendenza, voi sapete tutti i sondaggi da Diamanti agli altri dicono che minimo il 53-55%, minimo, con punte anche superiori. Purtroppo siamo costretti a giocare, nostro malgrado, a giocare la partita alle regionali, portando solo noi il tema dell'indipendenza, ma dicendo anche alla gente, attenzione, che il nostro obiettivo è trasformare le elezioni regionali, cosiddette regionali, che noi vogliamo siano le elezioni del Parlamento Veneto Costituente, come il referendum. Volendo si può fare, elezioni e referendum. Se lo facciamo, se ci impegniamo, se convinciamo le persone, se gli spieghiamo che abbiamo un solo punto, che è quello di far votare la gente, e questo si attuerà anche dopo il 28 di aprile, perché il 28 di aprile c'è l'udienza in Corte Costituzionale. Purtroppo io credo, nonostante mi sia battuto, abbiamo scelto come Indipendenza Veneta anche di fare un intervento, spiegando un atto di intervento avanti alla Corte Costituzionale. Credo che la Corte Costituzionale lo boccerà inevitabilmente, non illudetevi,
Sono io il primo a dirlo. Tanto Ivone Cacciavillani, che ottimisticamente in un'intervista al Gazzettino ha detto abbiamo buone speranze. Io ringrazio Ivone perché è un grande, quindi di fronte a Ivone Cacciavillani mi inchino, però dubito che la Corte Costituzionale possa darci una qualche possibilità di veder salvata la legge. E quindi anche perché, la sapete, la Corte Costituzionale, lo dico sempre, è organo di chiusura politica. Organo di chiusura politica cosa può fare se non difendere l'assetto istituzionale che le hanno messo nelle sue mani? Quindi, siccome non siamo sprovveduti, faremo la nostra battaglia, perché guardate che inoculare un dubbio è una cosa tremenda. Guardate che il dubbio gliel'abbiamo già messo, il dubbio ce l'avranno, il dubbio se lo porteranno, perché questi sono responsabili di una rigidità che può essere molto pericolosa, i cui effetti non sono in grado di calcolare. Attenzione, perché poi non hanno un governo che è in grado di dare risposte, quindi si troveranno in una situazione imbarazzante. Bene, dicevo, siccome la bocceranno, faremo due cose. Una, andremo alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché è palese la violazione di un diritto fondamentale. Ma quello è solo per fare uno sfottò, per ridicolizzare, anzi per dimostrare al mondo che l'Italia è ridicola, non per ridicolizzarla, perché sono loro ridicoli, non noi. E ha un valore di comunicazione al mondo. Ma faremo sul piano politico l'azione che è quella di ripresentare immediatamente la legge, perché sia il primo punto della prima convocazione del nuovo cosiddetto Consiglio regionale, quello che noi vogliamo, Parlamento Veneto Costituente, con la modifica della norma sulla spesa, che è una norma vergognosa, che è stata pensata appositamente per impedire a noi di esercitare un diritto democratico di esprimere il nostro pensiero. Quindi, anche perché la voce ormai se n'è andata, siete fortunati, io vi dico, siate tranquilli, diffondete il messaggio. Indipendenza Veneta non prende in giro nessuno. Indipendenza Veneta ha un solo obiettivo, quello di far esercitare al popolo veneto il diritto di voto. E questa è una cosa che ha una forza incredibile. E dopo le elezioni il nuovo Parlamento veneto avrà lo stesso obiettivo per quanto ci riguarda. Li incalzeremo in ogni modo, li porteremo ad assumersi le responsabilità e credetemi, se questa battaglia è condivisa avremo la vittoria e l'indipendenza prestissimo. Grazie.